Gattuso. Buonasera a voi. Sì, Gattuso, stavamo analizzando un po' anche la stagione sfortunata, gli episodi che hanno condizionato il vostro cammino anche in Europa League, però si era messa bene all'inizio, pronti via, un gol, cosa è mancato nel primo tempo? Si è mancato qualcosa? Non è mancato nulla, abbiamo preso un gol assurdo anche oggi, 3 contro 1 in area se non sbaglio, che ha fatto il tiro, un tiro, è tornato sui piedi, siamo fatti saltare, 3 contro 1 in area, abbiamo preso gol, che ci può stare, dopo non ricordo più altre azioni, però è così, bisogna essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e bisogna essere rammaricati, perché secondo me anche con 10 giocatori nelle 2 partite abbiamo dimostrato che abbiamo qualcosa in più di loro. Però dopo lasciatemi dire una roba, non voglio parlare solo, io penso che chi ci rappresenta si deve far rispettare un po' di più, perché in questi 3 giorni ho visto di cotte e di crude. Nello specifico? Arbitraggi e rispetto, perché se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi Granada, secondo me usciamo su tutte le pagine del giornale. Non so se l'avete visto. Primo tempo abbiamo giocato 18, 17, 16 minuti di tempo effettivo, non siamo giocati. Secondo tempo non vi dico. Allora io penso che bisogna avere un po' di rispetto e fare rispettare. L'arbitro va là e dice ai giocatori che non si perde tempo, perché il calcio bisogna giocare, non si può stare fermi 3 minuti ogni volta, perché ripeto, ci metto la mano sul fuoco, che se una squadra italiana si permette di interpretare una partita così, veniamo massacrati il giorno dopo su tutti i giornali mondiali, e non va bene, ma non perché ho perso, perché si è giocato veramente poco, si è giocato veramente poco. E comunque... Adesso parliamo di calcio, però volevo dire questo perché è stato troppo evidente oggi. No, poi detto da lei che insomma ha una discreta esperienza internazionale, quindi ha il polso della situazione, le parole valgono molto di più. È una vittoria che ovviamente non cancella la delusione per l'eliminazione, però nel secondo tempo si è rivista una squadra con gioco, idee, voglia di fare, voglia di fare. Di macinare il gioco, una squadra. Sicuramente abbiamo rischiato qualcosina in più, specialmente con 2 terzini sia a destra che a sinistra, siamo giocati 1 contro 1 in difesa. Io penso che in questo momento bisogna avere più gente disponibile, recuperare energie e lavorare sull'entusiasmo e ritrovare le nostre giocate, il nostro gioco, perché penso che in questo momento, anche oggi abbiamo speso tanto, domenica fra 2 giorni e mezzo, anzi fra 2 giorni abbiamo un'altra partita e questo, bisogna continuare e aspettare quelli che arrivano e ci daranno una mano. Senta, Gattuso, avrete finalmente comunque la settimana tipo per lavorare. Pochi minuti fa Kalidou Koulibaly ha detto d'ora in avanti non ci sono più scuse, però credo che la reazione della squadra nel secondo tempo, quello che si è visto sia un indicatore molto importante anche per consentire a lei di lavorare bene. Una roba, la squadra deve stare tranquilla, e quello che ho detto ieri in conferenza stampa lo credo veramente. Qua la gente deve rompere le scatole al sottoscritto, i giocatori bisogna lasciarli tranquillo, le scelte di giocare a 3, di giocare a 4, di giocare a 1 li faccio io, il primo responsabile sono io, e lo dico veramente, i giocatori devono stare tranquilli perché già è una maglia pesante, già ci stiamo giocando un qualcosa di importante e ripeto, il lavoro sicuramente per come vogliamo lavorare, per come abbiamo lavorato in quest'anno e mezzo quando sono qua, il lavoro quotidiano è importante per noi e anche lavorare, non si è mai lavorato, lo sai bene, ci seguite, te Modugno ci seguite tutti i giorni e sapete che da tanti mesi che non si lavora più. E bisogna stare tranquilli e sicuramente dare qualcosina in più un po' tutti quanti, però i miei giocatori devono stare tranquilli perché il primo che deve pagare sono io e loro devono pensare a dare il meglio e mettersi a disposizione. Marina? Sempre molto sincero, noi apprezziamo tanto Gattuso nelle sue parole, nelle sue esternazioni, c'è un senso... Se prende troppe colpe. Sì, se ne prende tante e soprattutto quando non ci sono, perché è un senso di impotenza, se ti mancano i giocatori, per infortunio, cioè uno si può sentire anche no impotente. Infatti su questo volevo chiedere a Rino questo, nelle prime 10 giornate una non l'hai potuta giocare, quindi nelle prime 9 partite ne avete vinte 8, ora che non ci sono le coppe, pensi di poter ritrovare, recuperando anche i giocatori, una squadra
per fare un filotto di quel tipo, che è l'unico sistema poi per arrivare tra le prime 4? Se non ci deprimiamo, sì. Se pensiamo che ancora ci mancano 16 partite, è una da 16 o 15, quindi 16 mi sa e uno dobbiamo recuperare 17 e capisci che ancora ci sono tanti punti a disposizione, però non dobbiamo deprimerci, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo riuscire a diventare quella squadra che sa quello che deve fare, che sa quello che vuole e dare continuità, perché sicuramente tanti giocatori e tanti concetti ultimamente li stiamo sbagliando tanto, però ci sta, se vuoi partire dal basso, se vuoi giocare di reparto, sono tutte cose che quotidianamente bisogna lavorarci, bisogna andare a fare sempre una rinfrescata, perché sennò dopo qualcosina sicuramente puoi lasciare per strada. Chiaramente l'obiettivo è la qualificazione in Champions, no? Gattuso, possiamo scordare molto passato perché ormai la partita è finita, si riparte da qui, adesso c'è solo il futuro. Il futuro è sempre un punto di domanda, però l'obiettivo reale è quello. Gulam può essere un rinforzo in questo futuro, Gattuso? Se gioca in questo modo, oggi ci ha messo grandissima qualità, grande qualità, grande impegno e penso che ci può dare una mano. Ripeto, ma in questo momento abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno veramente di tutti, perché dopo questa è una squadra, se non sbaglio, è una delle squadre che la gente che è entrata in panchina ha dato sempre un contributo importante, abbiamo fatto parecchi gol dai subentrati, perché è una squadra che ha giocatori importanti, è normale, adesso ce ne mancano tanti ed è per questo che speriamo di avere a disposizione tutti e dopo fare delle scelte. Riccardo, lo lasciamo andare perché so che tu quando c'è Gattuso vuoi sempre fargli un sacco di Gliene farei 1000. Mertens, come l'hai visto? Sicuramente molto meglio dell'ultima partita che ha fatto, delle altre volte che è entrato. C'è meno zoppia, gli fa meno male la caviglia, sicuramente la corsa è più fluida. Oggi abbiamo esagerato perché volevamo ribaltarla, però sapevamo che aveva a disposizione 10-15 minuti, l'abbiamo fatto giocare mezz'ora e passa, ma sicuramente a livello di condizione non è al massimo, però molto meglio da quando è andato via. E Osimhen domenica c'è? Non dipende da noi. Osimhen ha avuto un trauma cranico e ha perso i sensi e penso che la responsabilità non è nemmeno dal nostro dottore, ma è dal protocollo che c'è nella federazione a livello di chi ha avuto questi traumi qua. E sicuramente non so se sarà a disposizione o no. Grazie. Grazie davvero a Gattuso.